Gentili spettatori, buon pomeriggio da Rosario Sortino e Francesco Caruso alla regia per raccontare questa 16ª giornata del campionato di Serie A2 Elite. Dal Pala Wagner scenderanno in campo il Mascalucia Calcio a 5 contro Defender Giovinazzo, due formazioni che hanno dato vita a grandissimi match fin qui in queste due stagioni. Prova la bomba e arriva il 2-0 per Defender Giovinazzo. Dovrebbe essere con Piscitelli. 9-04. Cutrignelli ancora ci prova, bravo Licerdello a salvare in questo sabato pomeriggio. Casalingo ancora Di Benedetto, prova buca al centro. 6-39, gol di Di Benedetto. 6-39. Difendere la propria area con il coltello tra i denti, ma arriva adesso il 4-0 con il tank Lucas che segna. 6-12. Cappadonna, pallonetto ottimo per Scuderi che prova il tiro e va in gol ad un secondo dal termine del primo tempo. Roberto Scuderi, lanciato con un prodigioso pallonetto da parte di Cappadonna, va a segnare il 4-1, risultato che al momento premia gli ospiti con il risultato di 4-1. 5-1 in questo preciso momento con Fanfulla. Angolo. Cutrignelli batte proprio il corner per Divanei e finisce qui la sfida del Pala Wagner. Defender Giovinazzo vince 5-1 in casa del Mascalucia Calcio 5. Mascalucia Calcio 5 che non ha mollato per un attimo con i suoi giovani rampanti che hanno dato il massimo in questa partita. Defender Giovinazzo che ha conquistato 3 punti fondamentali ai fini dei playoff, 3 punti in più che meritano i biancoverdi, che hanno fatto anche loro una grande partita. Applausi da parte del pubblico del Pala Wagner. Finisce qui 5-1. Da Rosario Sortino e Francesco Caruso alla regia. Ci vediamo alla prossima. Grazie per tutti coloro che si sono collegati su Viva Azzurro TV. Buon pomeriggio.